benvenuti a Basta Parole ma Fatti. È con noi Marino Finozzi nella veste di assessore al commercio estero e parliamo di Veneto Promozione, che è un'istituzione istituita apposta per aiutare le piccole e medie imprese che si lamentano. Nel Veneto sono tantissime, anzi il sistema Veneto è basato proprio su di loro, che si lamentano perché sono poco seguite. Beh, è un'agenzia regionale. Al 50% di proprietà della regione, il 50% di proprietà delle camere di commercio, che sono il fulcro della rappresentanza delle imprese, perché in camere di commercio sono iscritte tutte le imprese di qualsiasi genere. È un'agenzia che si dedica a portare le nostre imprese a conoscere nuovi mercati e a far capire il valore dei loro prodotti, e proprio in questi giorni ha compiuto 2 anni di attività. 2 anni che sono stati molto intensi di preparazione e di organizzazione, e devo dire che attraverso un'indagine che abbiamo svolto con i nostri operatori il risultato è di grande soddisfazione da parte di imprese. Tante imprese hanno testimoniato direttamente dei successi dal punto di vista commerciale che hanno ottenuto grazie all'accompagnamento di questa struttura. Una struttura molto snella, una ventina di persone molto preparate, ognuna specializzata verso un mercato di riferimento. Ogni anno organizziamo delle iniziative, delle missioni, sia occupate a portare le nostre imprese a conoscere i nuovi mercati, ma anche a portare qui sul nostro territorio dei buyer, delle persone interessate ai nostri prodotti, per far conoscere l'azienda, il prodotto, ma anche il territorio che lo circonda. Ecco, quindi siccome in questi mesi si è detto che l'export è aumentato, no? È aumentato anche grazie a questa azione di Veneto Promozione? Credo proprio di sì, perché se è vero come è vero che le nostre piccole e medie imprese riescono a resistere grazie all'esportazione, il nostro lavoro ha portato ad aumentare queste potenzialità e queste capacità. Anche perché insomma non è sempre facile affrontare dei mercati, ognuno ha le proprie regole, ognuno ha le proprie condizioni, e poi anche con le attività diplomatiche della regione abbiamo dei rapporti buoni con tantissime regioni sparse in tutto il mondo, dal Sud America alla Russia alla Cina, dove da parecchi anni il Veneto ha buoni rapporti di collaborazione, e questo aiuta, facilita, perché in alcuni stati il rapporto istituzionale ha ancora un valore importante. Quindi l'accompagnamento tecnico e l'accompagnamento istituzionale permette all'impresa di avere tutte le opportunità possibili per farsi conoscere. Ecco, a chi si deve rivolgere una piccola impresa che in questo momento, per esempio, magari non sa dell'esistenza di Veneto Promozione? Beh, semplice, c'è un sito dedicato con tutti i programmi, con tutte le iniziative, con un indirizzo mail ovviamente, con un numero di telefono, basta chiamare o scrivere lì, una risposta sicuramente la si ottiene. Grazie Marino Finozzi, ci interrompiamo qui, ma parleremo ancora di commercio estero nelle prossime 4 puntate.